Buongiorno, ben ritrovati, buona domenica, in diretta come sempre per raccontarvi le notizie del nostro territorio, come sempre la cronaca in primo piano, e ci spostiamo subito a Vicenza, esattamente a Valdagno, perché un 61enne è stato arrestato dopo che nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato un vero e proprio arsenale, 2 pistole a matricola Brasa, una pistola mitragliatrice BZ-26 di fabbricazione cecoslovacca, un Kalashnikov AK-47, un K-98 e 2 moschetti risalenti alla Grande Guerra, 7 fucili da caccia, di cui 2 modificati per bracconaggio, e 2 carabine ad aria compressa, assieme ad oltre 1400 proiettili di vario calibro. La scoperta è avvenuta quasi per caso. I militari erano intervenuti dopo una chiamata al 112 perché una 58enne in stato delirante si era barricata al primo piano della propria abitazione. Sul posto sono quindi arrivate anche militari di Requaro Terme con i vigili del fuoco e il SUAM 118. Riportata alla calma e sedata, la donna è stata portata a reparto di psichiatria dell'ospedale di Vicenza, mentre la casa è stata isolata con un cordone di sicurezza, trovando poi il marito dell'esagitata nel cortile apparentemente tranquillo. Sentito dai carabinieri, l'uomo ha dichiarato che nella casa c'erano delle armi, tutte funzionanti, che sono state poi recuperate e poste sotto sequestro. Il 61enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato accompagnato in caserma e quindi arrestato per detenzione illegale di armi clandestine da guerra e comuni alterate. L'uomo ora è in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di udienza di convalida. Ed ora invece parliamo di incidenti. Purtroppo con l'arrivo dell'estate, la chiusura delle scuole e insomma i viaggi verso il mare accadono come sempre purtroppo incidenti. Ieri sulla Treviso Mare un incidente fortunatamente senza gravi conseguenze, però sono 5 i giovani rimasti feriti, tutti tra i 22 e i 26 anni, portati in ospedale a Treviso. Al Cafoncello un'auto, una Mercedes, si è ribaltata su un fianco e uno scontro che poteva avere conseguenze ben più gravi. Fortunatamente, lo ripetiamo, l'incidente non ha avuto gravi conseguenze, i ragazzi non sono in pericolo di vita. Disagi ovviamente sulla Treviso Mare. E continuiamo con gli incidenti, perché era quasi arrivato a casa il 64enne in scooter, vittima di una folle gara in auto tra giovani a Sant'Elena alla Bassa Padovana. L'incidente nella tarda serata dell'altro ieri, agli arresti domiciliari un 22enne. Una gara a folle velocità lungo la strada provinciale 8 che da Sant'Elena porta verso l'ospedale di Schiavonia è costata la vita a un uomo di 64 anni, Luigino Tognin, che era quasi arrivato a casa. Sono le 22 di venerdì. Tognin è in sella al suo scooter quando una Fiat Punto in fase di sorpasso lo investe in pieno. Tognin viene sbalzato a metri di distanza oltre il guardrail, un tragico volo che finisce nel vicino fossato. La Punto, gravemente danneggiata, si ferma in attesa dei soccorsi. A bordo ci sono 2 giovani, quello alla guida ha 22 anni. Arrivano i carabinieri di Este con la polizia locale, i vigili del fuoco, i sanitari del SUAM 118. Per Luigino Tognin non c'è più niente da fare, troppo gravi le ferite. Il 22enne invece viene sottoposto agli accertamenti di rito, al termine dei quali viene riscontrato un valore di tasso alcolico di 1,10 grammi litro, più del doppio rispetto al limite consentito. Trasmessi gli atti alla Procura di Rovigo, competente per territorio, il PM dispone per il 22enne l'arresto ai domiciliari con l'accusa di omicidio colposo, mettendo nero su bianco la gara di velocità avviata con un'altra auto. Ed è davvero una lunga scia di sangue sulle strade del Padovano. C'è un morto molto giovane a Borgoricco sulla strada regionale 308 del Santo, aveva solo 19 anni. Aveva tutta la vita davanti Edward Matera, un lavoro in un fast food di Campo San Piero dove viveva, tanti amici, una famiglia che gli voleva bene. I suoi sogni, i suoi desideri si sono infranti qui, in questo tratto di asfalto della strada regionale 308 del Santo, nel territorio di Borgoricco. Edward viaggiava nel sedile posteriore di una Ford Focus condotta da un amico di 20 anni e stava probabilmente rientrando a Campo San Piero. Erano circa le 2 quando l'auto è finita contro il guardrail
in modo violento, un urto tale da sbalzarlo fuori dal veicolo e farlo finire sulla carreggiata opposta nel momento in cui sopraggiungeva una lanciamusa condotta da un 24enne che nulla ha potuto fare per evitarlo. Un impatto terribile di cui restano i segni sull'asfalto accanto a quelli dei rilievi condotti dai carabinieri sul posto con i vigili del fuoco, gli addetti di Veneto Strade e i sanitari del SUEM 118. Per il 19enne purtroppo non c'è stato nulla da fare, illesi gli altri due giovani. Entrambe le auto sono state sottoposte a sequestro. Indagini sono in corso per stabilire la dinamica del tragico incidente, l'ennesimo lungo una strada dove le croci si susseguono. Una giovane vita spezzata che lascia una famiglia e tanti amici in lacrime. A loro la solidarietà e la vicinanza dell'amministrazione comunale e del sindaco di Campo San Piero, Katia Maccarrone. La provincia di Padova piange un'altra vittima, si tratta di Mattia Selagi, morto in queste ore dopo l'incidente di mercoledì mattina lungo la strada dei Vivai tra i comuni di Saonara e Sant'Angelo di Piove di Sacco. Mattia aveva solo 21 anni, viveva a Piove di Sacco. Secondo la ricostruzione degli agenti della polizia stradale, il 21enne era stato sbalzato dalla moto dopo essere finito contro un furgone parcheggiato sul ciglio della strada perché in avaria, venendo investito da una piccola utilitaria che stava sopraggiungendo nell'opposto senso di marcia. Le sue ferite erano apparse da subito gravissime. Per 3 giorni Mattia ha lottato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Padova, dove era ricoverato. Ed ora ci colleghiamo subito, lo vedo già sullo schermo, Angelo Centola, direttore dell'ACI di Treviso. Buongiorno direttore. Buongiorno, buongiorno. Purtroppo parliamo di incidenti stradali in apertura, tanti, troppi, con l'arrivo dell'estate, direttore. Si ricomincia nonostante le tantissime iniziative anche fatte proprio, organizzate, promosse dall'ACI per cercare di arginare un fenomeno che nella Marca, ma non solo nella Marca, in tutto il Veneto è davvero un fenomeno importante. Sì, è una tematica continua, ordinaria. Noi siamo sempre, almeno per quanto ci riguarda, il territorio di competenza in prima linea, perché sappiamo che è un problema da risolvere e speriamo di risolverlo nella migliore maniera. Noi abbiamo adottato il metodo della esperienzialità, cioè far provare ai ragazzi, ma non solo ai ragazzi, delle situazioni di emergenza, così l'apprendimento e così la consapevolezza sia più sviluppata e più sensibile. Crediamo che questo sia il metodo, diciamo, meno sbagliato, perché è giusto fare convegni e noi li facciamo e stiamo d'accordo, però è anche giusto, come dire, far coinvolgere e far sentire i nostri utenti della strada che i pericoli siano sempre dietro l'angolo, e quindi questa è una situazione che ACI Treviso ha sempre in prima linea, è una mission e ci impegniamo giorno dopo giorno. Ecco, fra l'altro, direttore, poi magari chiudiamo questo argomento, abbiamo visto anche addirittura una gara di auto, insomma non si riesce a far capire purtroppo ai giovani che insomma utilizzare le auto è come utilizzare un'arma, come avere un'arma in mano. Sì, l'auto è un bene importantissimo, permette una libertà di movimento, permette conoscenza, permette fare anche turismo, però l'auto è una macchina e quindi deve convivere con altre macchine, con altri veicoli condotti da persone, quindi noi dobbiamo sempre stare dobbiamo essere sempre dell'idea che l'auto può causarci un pericolo, ma non solo per noi stessi, ma anche per gli altri. Quindi noi dobbiamo capire che l'auto, per condurla in maniera corretta, ha bisogno di essere conosciuta e soprattutto bisogna conoscere le regole della strada, del codice, ma anche il buonsenso sui comportamenti, perché sinceramente se ci mettiamo alla guida con l'intento di avere delle situazioni di velocità oppure di irresponsabilità, allora a quel punto è meglio magari utilizzare i mezzi pubblici piuttosto che altre forme di trasporto. Noi dobbiamo capire che l'auto
è un bene prezioso ma anche un bene pericoloso, quindi sono due P che devono andare parallelamente: la preziosità dell'auto, quindi libertà, movimento eccetera, ma anche la pericolosità, quindi sicurezza e soprattutto la consapevolezza che chi si mette al volante di un'auto è un pericolo per sé ma anche per gli altri, però se noi conosciamo le regole questa pericolosità si abbassa, quindi questa è la situazione. Poi naturalmente vogliamo anche che le strade e la segnaletica sia idonea, perché questo è un altro elemento fondamentale, perché l'automobilista deve avere dei punti di riferimento. E cambiamo argomento, parliamo di smog, perché da ottobre insomma c'è uno stop ai diesel Euro 5, si parla di 1 milione di auto per il Veneto, insomma una situazione che comporterà grandi difficoltà insomma, per i cittadini. C'è un dato trevigiano? Sì, l'Euro 5 nella città di Treviso abbiamo studiato, e quindi circolano circa 4.688 auto Euro 5 in città di Treviso. Per quanto riguarda invece la provincia, le auto aumentano a 67.211. Diciamo che è un ottimo numero, però devo anche dire, voglio spezzare una lancia a favore del territorio trevigiano, che il parco auto del Trevigiano è uno dei parchi auto migliori, cioè nel senso l'Euro 5 sinceramente è un livello di attenzione all'ambiente non poco rilevante. Se da ottobre queste situazioni dovessero essere, come dire, confermate, quindi l'Euro 5 non potrà più circolare, poniamoci il problema, perché sinceramente è un problema serio. Ora le auto che girano in Treviso e nella provincia di Treviso superano poco più le 70.000, non sono poche, non sono tante, però è un numero importante, cioè 70.000 persone probabilmente avranno qualche difficoltà alla circolazione. Chiediamoci se è un provvedimento, come dire, che è importante, oppure magari si può dare qualche deroga e poi fra qualche tempo ne possiamo riparlare. Almeno questo è il pensiero mio e di ACI Treviso. Ecco perché se non ci dovessero essere deroghe si troverebbero insomma tanti, abbiamo visto i numeri anche in provincia di Treviso, a dover pensare, a ripensare insomma di cambiare l'auto, insomma in una situazione, in un momento sicuramente non facile da un punto di vista economico proprio per i cittadini. Infatti, ma diciamo l'argomento è che il cittadino oppure l'automobilista meglio non è diciamo poco intenzionato a cambiare auto. Se non cambia auto perché probabilmente ha qualche situazione economica, oppure ha delle priorità che deve perseguire. Quindi secondo me l'Euro 5 è un buon livello di attenzione all'ambiente. Io credo che bisogna un attimo approfondire meglio e magari a ottobre valutare anche qualche deroga, perché sinceramente 70.000 persone non cambiano l'auto dall'oggi al domani, quindi io credo che questa è una situazione da valutare con maggiore attenzione. Poi naturalmente ci saranno delle motivazioni probabilmente che in questo momento non ho a conoscenza, però dal punto di vista generale l'Euro 5 è un'attenzione sempre in miglioramento, perché poi si è intervenuto l'Euro 6 eccetera eccetera, però sinceramente 70.000 persone non possono circolare, è un bel problema. È un bel problema soprattutto perché insomma la gente circola, deve andare a lavoro e come detto appunto siamo in una situazione difficile, quindi la gente si aspetta delle deroghe. Ma il livello di smog secondo lei, abbiamo visto non tantissimi sforamenti, però insomma tanto da comportare questo provvedimento? Io credo che per quanto riguarda il livello di smog, sicuramente dall'Euro 4 in giù i provvedimenti come dire, sono coerenti. L'Euro 5 sinceramente, per quanto mi riguarda, lo vedo più da eliminare in una prospettiva futura, anche perché diciamo che la componente smog
è determinata non solo dal traffico delle auto oppure dei veicoli o dei motoveicoli, è determinata da tante situazioni, tra cui la meteorologia, però anche altre situazioni. Naturalmente il traffico è quello che impatta diciamo in maniera cioè va subito a colpire il problema, però lo riduce, non lo risolve. Io sono diciamo dell'idea che l'Euro 5 non ha quell'impatto che potrebbe avere un Euro 3 o un Euro 2 o addirittura un Euro 4, però valutiamo meglio, perché il discorso, da quello che ho capito, è un discorso regionale, quindi in regione avranno dei dati che probabilmente noi non ancora abbiamo. Naturalmente io spero, come ACI, e quindi mi metto nei panni degli automobilisti possessori di auto Euro 5, che si possa diciamo avere una proposta, una politica un po' più comprensiva proprio per il ricambio auto, e quindi andare con una deroga che probabilmente si potrà realizzare nel prossimo anno, quindi nel 2026, almeno questa è l'idea di ACI Treviso. Poi naturalmente noi come ACI cerchiamo di trovare le risposte e le soluzioni a questi problemi, però io credo che sia più corretto parlare di deroga. Ecco, notizia che probabilmente non è ancora uscita, quindi non la sanno in tantissimi, ma c'è qualcuno che è già venuto magari a chiedervi informazioni? Cioè, abbiamo avuto già gente e anche diciamo degli esponenti di associazioni di categoria che ci hanno chiesto. Noi naturalmente non siamo un ente decisore che ha la politica della mobilità, noi abbiamo dato solo consigli e abbiamo dato pareri sulla base dei nostri studi e dei nostri approfondimenti, perché abbiamo valutato che l'Euro 5 è diciamo, una soglia di attenzione ambientale ancora diciamo, accettabile. Quindi per quanto riguarda la regione Veneto, che è una regione fortunata perché il parco auto è abbastanza recente, io credo che la deroga potrebbe essere valutata, e spero che chi deciderà su queste politiche di mobilità sia in questo senso orientato. Quindi io sono ottimista e credo che i nostri amici automobilisti che sono possessori di Euro 5 spero che possano continuare con questi loro veicoli, e naturalmente per il prossimo anno probabilmente avranno più tempo per valutare un cambio auto, quindi una situazione di questo tipo. Naturalmente ci si aspetta anche qualche forma di incentivazione da parte a questo punto della regione per poter agevolare il cambio auto nei confronti dei possessori dell'Euro 5, perché mi sembra una cosa abbastanza ovvia e corretta, ed è anche una situazione diciamo di giustizia sociale, perché se chiedi al cittadino un sacrificio bisogna dargli una mano perché questo sacrificio possa essere attuato nella maniera più agevole. Ecco, primo momento, direttore, il consiglio è quello di attendere e vedere insomma intorno a settembre quali saranno i provvedimenti, quali saranno le deroghe. Questo è un consiglio spassionato che noi, anche per tranquillizzare un po' gli automobilisti, noi cerchiamo di dare. Naturalmente per quanto ci riguarda, per quello che noi conosciamo, per gli approfondimenti che abbiamo fatto, noi crediamo che questa sia la soluzione migliore. Poi naturalmente sarà chi deciderà a valutare tutte le componenti, però credo che una minima deroga sarebbe l'ideale. Direttore, la ringrazio davvero. Grazie e buongiorno a tutti e ai telespettatori, grazie molto. Grazie, buona domenica. Dunque noi andiamo avanti ora con la cronaca e andiamo a Venezia. Un 36enne è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. Le indagini erano partite dopo il rogo doloso dell'automobile del padre della ragazza al Lido di Venezia. A prelevarlo in casa e trasferirlo nel carcere di Santa Maria Maggiore con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna è stata una squadra della polizia locale di Venezia.
Le indagini infatti erano iniziate il 23 maggio, quando padre e figlia avevano denunciato l'incendio doloso della propria auto agli uffici della polizia locale del Lido. Qui era subito emerso come la donna fosse da tempo vittima di atti persecutori, presumibilmente messi in atto dall'ex compagno. Ascoltate persone informate sui fatti e acquisite le immagini dai sistemi di videosorveglianza della zona, le indagini hanno raccolto gravi e significativi indizi di colpevolezza a carico del 36enne, sia per il reato di atti persecutori, sia per l'incendio doloso dell'auto. Rientrando nell'ambito del cosiddetto codice rosso, è stata immediatamente informata la procura, che ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del sospettato. Rimaniamo a Venezia. Dopo i 2 alberi caduti negli ultimi giorni, cresce in città la preoccupazione sullo stato di salute degli alberi. Uno è stato tagliato a Piazzale Roma, a pochi metri dal leccio crollato improvvisamente il 2 giugno. Ora il Comune e il Verde Pubblico corrono ai ripari. Un albero è stato tagliato in mattinata a Piazzale Roma a Venezia, a poca distanza da quello che lo scorso 2 giugno si è schiantato tra la folla in transito, provocando 12 feriti, tra i quali purtroppo anche una giovane mamma ancora grave in prognosi riservata. Un intervento, quello di stamattina, evidentemente pianificato dai responsabili del Verde Pubblico e dunque di routine, ma che in una settimana nera circa lo stato di salute degli alberi in laguna fa crescere la preoccupazione e gli interrogativi circa gli alberi pericolanti in città. Oltre al grave incidente di Piazzale Roma, una pesante alta robinia si è schiantata al suolo anche venerdì al Lido di Venezia in via Marcantonio Bragadin. In questo caso ci è voluto un mezzo miracolo e alcune fortunate coincidenze, grazie alle quali questa seconda caduta non ha provocato per fortuna gravi conseguenze, né feriti né danni. Il consigliere comunale di opposizione Gianfranco Bettin, verde progressista, da sempre impegnato nei temi ambientali, vede così la situazione. Oggi il Comune di Venezia ha tagliato un grande albero in Piazzale Roma, probabilmente dopo una perizia tecnica che ne avrà accertato lo stato pericolante. Dunque si poteva fare, si doveva fare anche prima del 2 giugno scorso, prima dello schianto del Leccio che ha provocato feriti gravi. Dopo una settimana complicata di polemiche e discussioni che non avranno mai fine, serve ora un'analisi complessiva e sistematica. Anche ripristinando un organismo importante come il Forum per il Verde, che per molti anni ha messo a confronto diretto l'amministrazione, i politici e i tecnici dell'amministrazione con i cittadini, con i comitati, con le associazioni che segnalavano problemi. Ed ora a Vicenza, Ponte San Michele è stato deturpato dal passaggio di un'auto a folle velocità. La città insorge e chiede punizioni esemplari. Il sindaco Possamai auspica anche lavori socialmente utili a giovani responsabili. Uno sfregio insopportabile al patrimonio artistico della città nel cuore del centro storico. Nella notte un'auto ha imboccato a folle velocità la salita pedonale che porta su Ponte San Michele. Risultato? L'imponente colonnina paracarro in pietra travolta e divelta. Il muro di contenimento laterale del ponte è completamente abbattuto per una decina di metri. Uno dei 3 giovani occupanti è rimasto ferito e trasportato in codice giallo all'ospedale San Bortolo. Uno scempio che ha fatto reagire indignata la città. Sul ponte del 1626, l'unico di forma veneziana ad unica campata a Vicenza, in mattinato è stato un continuo il via vai di cittadini che hanno voluto verificare di persona quanto accaduto. I rappresentanti delle forze politiche di opposizione in comune hanno indetto una conferenza stampa lampo. Accertare le responsabilità di questo increscioso fatto, uno dei tanti che sta investendo la città di Vicenza ed il centro storico in particolare. Già avevamo denunciato in passato lo stato di incuria di Ponte San Michele, che è stato investito di un restauro per una somma di circa 230.000 euro negli anni 2016-2017. Ora ci troviamo di fronte a questo grave danneggiamento. I problemi sono altri anche. Il problema è un mancato presidio del territorio.
Le forze dell'ordine stanno facendo la loro parte, non mi sembra che l'amministrazione stia facendo altrettanto. E poi anche chiedere che chi ha sbagliato risarcisca, perché questo è un danno importante, qui siamo sicuramente intorno ai 100.000 euro di danni. Un ponte restaurato da pochi anni, su cui abbiamo voluto contro gli atti vandalici installare qualche anno fa una telecamera che spero aiuti a ricostruire l'accaduto delle ore di questa notte. Bisogna capire prima la dinamica e poi eventualmente tirare le conclusioni. La cosa che però dico è che non passi che a Vicenza regni l'impunità, che tutti possono fare quello che vogliono, perché questo sarebbe veramente inaccettabile. La dinamica di quanto accaduto è tuttora al vaglio delle forze dell'ordine. Inizialmente era stato ipotizzato un collegamento con i festeggiamenti per la fine dell'anno scolastico di molti studenti. L'eventuale fuga all'impazzata per sfuggire ad una rissa. Resta il fatto che l'auto non poteva transitare qui, tantomeno ad una velocità inaudita che poteva portare ad un epilogo ancora più tragico. Anche il sindaco è poi giunto sul posto. È un atto molto grave, è un atto da condannare con fermezza totale. L'auspicio è che i responsabili non soltanto siano condannati, come sarà, a risarcire economicamente il danno che hanno causato, ma anche a fare lavori socialmente utili, a rendersi conto della fatica che si prova a sistemare i danni quando vengono compiuti, danni in particolare come questi, che sono un danno grave al patrimonio della città. E nella stessa mattinata e sempre nei pressi di Ponte San Michele un altro sfregio al patrimonio artistico della città. Un tiro olandese facendo manovra ha deturpato la colonna d'angolo di Palazzo Garzadori, un edificio del 1400. Ci siamo accorti anche dopo, un automezzo è passato e ha toccato il cordolo della colonna e ci sono staccati dei frammenti e noi stiamo cercando di metterli in sicurezza. È successo e adesso vediamo cosa fare. Stiamo già avvisando la proprietà e cercando di mettere in sicurezza appunto la zona. Sembra incredibile quanto accaduto proprio davanti ai nostri occhi mentre attendavamo a pochi metri di distanza l'arrivo dei consiglieri comunali sul ponte San Michele danneggiato nella notte. Palazzo Garzadori è uno dei gioielli architettonici di Vicenza, uno dei pochi esemplari in stile gotico sopravvissuti in città e realizzato nel 1460. Fu poi restaurato dal Palladio a metà del Cinquecento e per questo è stato inserito tra le opere tutelate dall'UNESCO assieme alle ville palladiane. Nel 1786 ospitò anche Goethe. L'incuria e l'imperizia di chi era alla guida del mezzo pesante olandese lascia basiti e offesi. Questo è uno dei pochi esempi di colonna fogliata presente nella nostra città, nel nostro centro storico, ed è stato danneggiato da un camion incurante dei permessi, incurante della ZTL, incurante di qualsiasi regola che dovrebbe normare la viabilità all'interno di un tessuto consolidato e storico come questo. Ci domandiamo con quale permessi questi veicoli transitano all'interno del centro storico, per quale motivo e come mai non c'è mai nessuno che presieda e che normi questo traffico anche in corrispondenza di eventi che, come giusto che sia, devono essere strutturati ed organizzati, ma qui manca proprio la sorveglianza e il presidio della città. Ed ora ci spostiamo a Venezia, continuiamo a parlare comunque di atti vandalici al Palio di Noale. L'appello del presidente Casotto invece di distruggere, dateci una mano, così lavoriamo insieme. Vandali al Palio di Noale in zona Camatta all'ingresso della Rocca a poche ore dall'inizio dei festeggiamenti dello storico evento. Noi lavoriamo tanto, cerchiamo di fare tante cose per il bene della comunità e purtroppo nel momento in cui non sei qua a controllare succede che qualche gruppo di persone si diverte a fare danni, nel senso che hanno buttato delle attrezzature in acqua, hanno cercato di dar fuoco ad altre attrezzature e detto questo noi stiamo cercando di controllare le telecamere di videosorveglianza che ci sono in giro assieme alle forze dell'ordine, quantomeno per cercare di risalire agli autori di questi fatti incresciosi, perché lavorare tanto perché qualcuno si diverte invece che venire a collaborare e distruggere è un peccato. La delusione tra i volontari è tanta, sono oltre 1000 le persone che lavorano per il Palio con passione e devozione e atti come questo lasciano l'amaro in bocca. Ci stiamo
fra virgolette, abituando, perché dobbiamo convivere con questi episodi di vandalismo, perché non è il primo che succede in zona qua, non è il primo che succede in altre zone di Noale, perché sono stati altri episodi, come avrete già riportato, e più o meno i giri sono sempre gli stessi. La zona in questione è diventata da tempo ritrovo di un gruppo di giovani che approfittano della poca luce e del fatto di essere nascosti dalla vista dei passanti. Ma il presidente lancia loro un messaggio. Se volessero e se non sanno come impegnare il tempo, invece di passare le serate o le nottate a far danni, vengono, si divertono, possono venire tranquillamente da noi, vengono, si divertono e ci danno una mano. Anche perché da fare ce n'è sempre, soprattutto quest'anno che il palio sarà diviso in 2 fine settimana. Il primo fine settimana con una festa medievale, quindi con la cena delle contrade e con la gara domani dei musici e sbandieratori. Il secondo fine settimana comincia il venerdì con la cena degli avvocati, per passare al sabato con la presentazione del drappo, la benedizione e alla sera la bala d'oro, che è una presentazione delle 18enni noalesi. Per la domenica poi avere la sfilata domenica pomeriggio, chiaramente la corsa del palio che è l'evento clou. Parliamo sempre di atti vandalici, ma ci spostiamo nel Bassanesi. Nel quartiere Rondò Brenta, Tre Ponti sono stati ripristinati i danni dovuti agli atti vandalici dei giorni scorsi. Al parco pubblico di via Trentino le buone notizie sono 2. La fontana di Velta nei giorni scorsi è stata ripristinata e rimessa in funzione. La vegetazione che nascondeva il cartello con orari e regolamento è stata tagliata dai volontari in attesa della rimozione dei rami da parte del comune. Quanto accaduto alla fontana e di recente anche alla staccionata non sembra però preoccupare la presidente del quartiere Rondò Brenta Tre Ponti. Io penso che nel nostro quartiere sì. È vero, non giustifico il fatto che abbiano rotto una fontana, però molto probabilmente è stata una bravata di ragazzini che in questo momento, avendo finito la scuola, non sanno cosa fare. Però ci tengo a dire che degrado e microcriminalità, come era stato riferito, non ce ne sono di casi, anzi ci terrei a dire che penso sia uno dei quartieri in cui si mette più in gioco. La manutenzione del verde nei 3 parchi presenti è curata dai volontari in convenzione con il comune. Durante l'estate i giovani sono coinvolti nel progetto Ci sto a fare fatica. Dal comitato di quartiere arriva un invito alla partecipazione anche per gli adulti. Noi ci siamo e sistemiamo sempre tutte le situazioni che troviamo magari che non siano ad hoc, però oltre al fatto che chi ha piacere noi lo aspettiamo, se ci aiuta più siamo, facciamo la differenza. E ai ragazzi dediti ad atti poco civili arriva un altro messaggio. Venite a chiederci, noi vi troviamo lavoro da fare. Peraltro cosa posso dire? Aderite a Ci sto a far fatica, che magari facendo un po' di fatica capite che non è il caso di distruggere le cose altrui. E a Rondò Brenta i residenti hanno paura di una banda di ragazzini che di recente sarebbe entrata anche nelle case per commettere furti e razzie. C'è una compagnia che passa continuamente avanti e indietro, li hanno visti in tante parti e so appunto il discorso anche che erano saltati sopra un tetto là della sede dei donatori di sangue, e questi sono quelli che passano di solito, passano tutte le sere, tutti i giorni, tutti i pomeriggi avanti e indietro, però fino a che si prendono in flagrante diciamo è un problema, insomma, ecco. C'è chi la chiama compagnia come si usava una volta, c'è chi la definisce banda, c'è chi parla semplicemente dei Maranza di Rondò Brenta. Alla fine il risultato non cambia, un gruppo di giovanissimi sta spaventando il quartiere e la zona di Marchesane, spingendosi fino ad Angarano. I modi spaventano alcuni residenti, ma a far paura sono anche le incursioni che alcuni di questi ragazzi avrebbero messo a segno, come questa in casa di un'anziana donna che vive da sola. So che sono partite, qualche denuncia è partita perché comunque sono entrati nel privato adesso e per esempio io ho sentito una signora anziana proprio questa mattina che praticamente ci sono entrati in casa un gruppetto, adesso io non so chi siano di preciso, lei ha detto che li ha visti 2 o 3 e hanno portato via un portafoglio del figlio che ha già denunciato e poi parlando così mi ha spedito anche la corona e la corona è stata ritrovata al parco giochi vicino a casa sua praticamente, ecco. La coroncina del rosario, cui la donna è tanto affezionata, è stata trovata per terra, buttata via perché priva di un valore economico. Stamattina per esempio questa persona anziana, lei me l'ha detto, io sono sconvolta, mi ha detto, perché io sono da solo, ho un figlio, però il figlio vive da un'altra parte, ha detto, per cui io adesso tutte le volte che passa qualcuno sto attenta perché sai, cioè quando ti entrano in casa
purtroppo è una ferita grossa, specialmente per un'anziana. Sono in tanti ad aver paura in quartiere, a temere anche le ritorsioni di una giusta rimostranza. Un altro signore anziano, gli hanno portato via delle sedie, mi ha detto di un giardino, e anche lui ha detto io non dico niente perché ho paura che poi dopo magari si vendicano, quindi ripassano un'altra volta, invece portano via le sedie, mi spaccano qualcosa, mi entrano in casa e quindi cosa faccio, ha detto. Le forze dell'ordine ci sono e fanno sentire la loro presenza, ma a volte non basta. Le forze dell'ordine sono bravi, io li vedo passare spesse volte, si fermano, però poi hanno le mani legate perché alla fine magari anche loro sanno chi sono, però più di quello non possono fare. I residenti invocano un'azione esemplare che sia anche educativa. Dobbiamo prenderli magari nel momento che fanno qualcosa, però bisogna farli anche lavorare, nel senso adesso tu hai fatto il danno, adesso tu lo ripari, cioè educarli bisogna, ecco, tutto là. Prima di andare in pubblicità, una notizia che arriva da Padova. Un cinese di 42 anni è stato sorpreso questa notte armato di coltello e tirapugni in via Tonziga alla Stanga. Sono in corso serate le indagini da parte dei carabinieri del radiomobile di Padova per capire se il tempestivo intervento abbia evitato una spedizione punitiva o se sia invece trattato di qualcosa di occasionale. È stato denunciato questo cittadino orientale senza fissa dimora e volto noto alla giustizia, deve rispondere dell'accusa di porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere. Ed ora ci fermiamo, una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo nuovamente qui in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, vi presento l'ospite che ci ha raggiunto, che è Francesco Cicirello, funzionario tecnico dei Vigili del Fuoco. Buongiorno. Intanto grazie per essere qui. Buongiorno e grazie a voi dell'invito. Buongiorno. Allora, mancano davvero poche ore perché fra poco ci sarà insomma, un cambio al comando dei Vigili del Fuoco di Treviso, ci lascia insomma, per un altro incarico, abbiamo saputo a Bologna, il comandante Giuseppe Costa e in arrivo per il momento insomma, un sostituto che arriva domani. Sì, esattamente. Domani termina ufficialmente il mandato triennale del comandante Costa, che appunto dopo 3 anni di guida del comando di Treviso, a seguito di promozione, rivestirà un nuovo incarico in direzione Emilia-Romagna, dirigerà l'ufficio del soccorso in direzione, e mentre al comando di Treviso in una reggenza arriverà l'ingegner Cusin, attualmente in servizio alla direzione interregionale dei Vigili del Fuoco, quindi un cambio al vertice. Ecco, sono stati insomma 3 anni non facili da un punto di vista insomma, di interventi, tanti li abbiamo visto sempre, fra l'altro abbiamo visto anche di recente Maltempo, ne parleremo fra poco, ma tanti interventi insomma un po' di tutti i tipi qui nella Marca. Sì, è stato un triennio abbastanza intenso, a livello numerico c'è stata una crescita proprio del numero degli interventi, se prendiamo un raffronto a quello che era il pre-Covid, togliendo gli anni del Covid che per ragioni ovvie il numero era leggermente calato. Se però facciamo un raffronto con quelli che erano i numeri prima del Covid, effettivamente c'è stata una crescita abbastanza importante, nell'ordine di un 10-15%, e questi si ritrovano verosimilmente, analizzando un po' il dato, all'interno di tutte quelle che sono state appunto le emergenze maltempo, tutti quegli eventi, se possiamo dire eccezionali, ma ormai ci abbiamo fatto il callo e quindi è l'abitudine, ahimè. Ed è stato tosto perché appunto ci siamo dovuti riadattare, abbiamo dovuto nuovamente sempre testarci, ma grazie al sistema di protezione civile che in questa provincia è estremamente efficace ed efficiente, si riesce sempre ad offrire il miglior servizio al cittadino, perché poi quello è il nostro obiettivo. Anche perché quando parliamo di eventi climatici, non in una zona ma in diverse zone in contemporanea, con insomma, eventi abbastanza importanti, ecco. Sì, è raro il caso di avere un'emergenza legata al maltempo localizzata. Probabilmente, se guardiamo l'ultimo triennio, l'unico evento veramente localizzato è stata l'estate scorsa con le intense precipitazioni che hanno interessato praticamente soltanto il comune di Nervesa della Battaglia, quindi proprio una cella d'acqua che ha scaricato in quel punto lì e che quindi ha consentito anche un'operatività abbastanza semplice, non facile, quindi un qualcosa comunque di coordinato e immediato su un singolo comune, quindi su
pochi chilometri quadrati. Diverso è il caso invece in cui il territorio è più esteso e quindi a quel punto è chiaro che la numerica degli interventi cresce esponenzialmente, le chiamate crescono, è chiaro che avendo delle risorse finite i tempi di attesa del cittadino crescono e di questo ce ne scusiamo, ma non possiamo fare altrimenti, e chiaramente il coordinamento risulta più complicato perché su tutti ovviamente il supporto della protezione civile è sempre, e la collaborazione con la protezione civile è estremamente elevata. In quel caso abbiamo dovuto in tanti casi devi collaborare con più protezione civile, quindi questo è un sistema di coordinamento un po' più complesso rispetto a quello del singolo comune, della singola zona. Tra l'altro quando ci sono questi eventi venite davvero subissati di chiamate da parte dei cittadini che chiedono aiuti. Il 115 è il numero più utilizzato in questi casi ovviamente. Sì, è chiaro che la nostra generalità di interventi fa sì che il cittadino giustamente, e deve continuare a farlo, questo è un invito, ci chiama per qualunque tipologia di ragione nel momento in cui c'è la calamità, da quello che può essere i 10 centimetri d'acqua in taverna dove ahimè sotto certe altezze noi non possiamo fare nulla perché abbiamo bisogno di pescare dell'acqua con le nostre strumentazioni, piuttosto che la gente ci chiama perché ha timore e vede l'acqua in strada, però anche lì ahimè non possiamo venire a mettere i sacchi, anche perché non è un nostro compito, e ci chiamano per qualunque ragione e noi ovviamente abbiamo tutto il nostro sistema, tutta la nostra procedura operativa che nel momento in cui sappiamo che intanto facciamo riferimento a quelli che sono gli stati di allerta, pertanto se già sappiamo che c'è uno stato di allerta arancione o rosso, abbiamo già un sistema preallarmato che eventualmente, qualora effettivamente si verificasse la calamità, porta a un potenziamento della sala operativa, quindi del centralino, pertanto i 2 operatori diventano 4 e quindi già abbiamo 4 linee e una maggiore possibilità di ricevere la chiamata del cittadino. Nonostante tutto talvolta non basta, perché le chiamate sono veramente tantissime, il cittadino rimane in attesa, però le tempistiche sono le migliori che possiamo offrire, questo è quello che mi sento di dire. Ecco. Insomma, con le forze che avete, insomma, immagino che abbiate bisogno di più forze anche voi, come un po' tutti. È chiaro che l'auspicio sarebbe avere sempre più personale, però non bisogna piangersi addosso, bisogna far forza con quello che si ha. Noi abbiamo tutta una serie di distaccamenti permanenti, abbiamo il supporto dei distaccamenti volontari di Gasolo e Gagliarine e poi abbiamo il sistema integrato di protezione civile che fa sì che nel momento in cui accada una calamità abbiamo le protezioni civili che, se decidono di essere operative sul campo, riescono a essere operative, collaborano direttamente con noi, quindi diciamo che la comunità deve sentirsi abbastanza al sicuro da questo punto di vista. Sta arrivando l'estate, ormai ci siamo quasi e 2 fenomeni sono quelli che preoccupano maggiormente, anche se in realtà non c'è più stagione per gli incidenti stradali, l'abbiamo visto, ne abbiamo parlato all'inizio di questa nostra prima edizione, purtroppo ci sono tutto l'anno. In estate, con insomma lo spostamento anche maggiore verso il mare, oppure insomma di giovani che hanno finito ovviamente la scuola, quindi si spostano in zone turistiche, gli incidenti sono un po' diciamo in aumento. L'abbiamo visto con l'incidente in Treviso Mare questa mattina, 5 persone ferite. E questo è un altro lavoro importante perché poi nell'incidente ovviamente venite chiamati anche voi. Sì, come hai appena detto, tendenzialmente la numerica degli incidenti effettivamente durante l'estate aumenta, vuoi perché è probabile che vi sia proprio un maggior flusso veicolare dettato dal fatto che tanti ragazzi hanno terminato l'università, le scuole e pertanto si godono i 2 mesi estivi, o vuoi perché comunque vi è un flusso che porta nelle zone di mare un pochettino più intenso. L'ultima questa mattina, appunto, fortunatamente un incidente che non ha provocato nessun tipo di vittima, ma soltanto 4 feriti lievi, però effettivamente il dato è quello. Noi arriviamo dopo, noi operiamo con il 118 a fatto avvenuto, quindi non possiamo fare prevenzione da questo punto di vista. È chiaro che le regole sono chiare, le altre forze dell'ordine spingono tantissimo, il nuovo codice della strada. I consigli sono comunque comuni per tutti. Assolutamente, sono consigli talvolta quasi da buon padre di famiglia che da codice della strada, il non mettersi alla guida
con un tasso alcolico elevato, oggi il codice ti dice 0, è un qualcosa che dovresti fare a prescindere dal fatto che c'è un'eventuale sanzione. E se però questo è necessario, è giusto che il codice abbia preso quella direzione lì. Così anche mi viene da dire, anche se lo stato alcolico magari è pari a 0, la stanchezza può essere anch'essa un fattore non indifferente. E quindi sì, analizzando i dati dicono quello, specialmente al di là degli incidenti ordinari piccoli, gli incidenti mortali, se prendo il raffronto dell'anno scorso, i mesi di luglio e agosto sono stati nella top 3 dei mesi, quindi un qualcosa c'è. Ecco, 2 ruote, non solo moto, perché noi parliamo sempre di moto, perché ovviamente con l'estate c'è l'aumento dei veicoli a 2 ruote su strada, ma anche l'abbiamo visto, insomma, in questo caso, poi perché poi c'è anche l'eccesso di velocità che la Treviso-Mare spinge a volte un po' ad andare forti, ma poi gli incidenti sono questi. Fortunatamente non è successo nulla di grave, se non insomma le auto distrutte e 4-5 giovani che si sono ritrovati in ospedale. Poteva andare molto peggio, lo sanno bene loro che poi sono costretti ad intervenire e tirare fuori insomma le vittime dalle auto, le abbiamo visti purtroppo più volte. Ma oltre agli incidenti stradali ci sono gli incendi e ripartiamo anche con quest'altro fronte, quindi insomma un'estate che per voi diventa calda in tutti i sensi, ecco. Sì, diciamo che l'incremento delle temperature non gioca a nostro favore, visto il nostro ruolo e la nostra professione. E già ci siamo, oggi è una giornata abbastanza importante a livello di temperature. È chiaro che l'incremento costante delle temperature, il perdurare di elevate temperature rende il materiale più secco. Quel materiale, penso ad esempio alla vegetazione in generale, e quindi questo, se non si prende in considerazione, può diventare un punto di pericolo. Un'operazione banalmente, seppur a tratti vietata, quindi bisognerebbe poi che il cittadino si informi col proprio comune, di abbruciamento di sterpaglia nel proprio giardino, che d'inverno magari può non arrecare nessun tipo di pericolo perché è limitato, le temperature sono basse e quindi diciamo la possibilità che si propaghi all'esterno o comunque in una zona prossima è più bassa, d'estate può diventare veramente un punto di caduta drammatico, perché una giornata con un po' di vento, una favilla che si sposta a 20 metri può spostare l'incendio, il fuoco, facendolo diventare un incendio e sfuggendo al controllo. E purtroppo ci sono ancora persone che incendiano o danno fuoco alle sterpaglie insomma, ore, fra l'altro anche in ore calde, e per cui con eventi che davvero possono diventare non solo pericolosi ma controllati. Incontrollati. Sì, diciamo che la tendenza fortunatamente è in calo. Probabilmente la propaganda e anche diciamo i regolamenti comunali hanno fatto capire che certe azioni, oltre a essere anti-green, se così possiamo dire, perché comunque rilasciano polveri sottili e gas eccetera eccetera, rischiano di essere proprio pericolose per l'incolumità pubblica. Però nonostante tutto, come hai bene detto, ancora esiste qualcuno che mantiene questa abitudine, tutto va bene finché finisce bene, però delle volte il fuoco, arriva una folata di vento importante, stavi procedendo a bruciare in prossimità della capanna degli attrezzi e da lì poi è un casino. Ecco, non solo questo, ma anche con l'arrivo dell'estate, picnic, griglie, purtroppo le abbiamo viste anche l'anno scorso con persone che sono rimaste ustionate. Insomma, i consigli sono sempre quelli davvero di prestare attenzione, di evitare di utilizzare degli acceleranti, perché sembra banale, ma accade anche questo. Sì, diciamo che qui c'è due aspetti chiave da monitorare. Il primo è la modalità con cui decidi di accendere il barbecue o quello che sia, e chiaramente ci sono strumenti per farlo, strumenti che sì, accelerano e facilitano, però rischiano di rendere incontrollabile quella che è l'attività che si sta facendo in quel momento, acceleranti, alcol, piuttosto che anche benzina in alcuni casi, però lì siamo nel limite proprio della follia, mi viene da dire. E la seconda è il dove lo si fa. Esistono le aree attrezzate, le hanno attrezzate perché chiaramente ci sono le postazioni per magari anche la griglia e tutto, ma c'è anche
un ragionamento dietro, ovvero il fatto di avere un'area che è realizzata in murature e tutto, e che pertanto contiene tutto quello che sono le braci, contiene tutto, evitando che un semplice scoppiettio di una carbonella possa finire in prossimità di una sterpaglia che, ripeto, essendo secca d'estate, innesca abbastanza velocemente. Quindi l'invito è a utilizzare quelle che sono le postazioni e procedere con un'accensione con criterio. Anche qui la regola del buon padre di famiglia, a mio avviso, non sbaglia mai. Ecco, fra l'altro voi insomma fate durante l'anno, andate non solo nelle scuole ma anche parlate con i cittadini, vi chiamano suppongo anche per dare dei consigli, quindi che sono fondamentali, ecco. Beh, noi a livello di campagna di sensibilizzazione, se così la vogliamo chiamare, puntiamo tanto sui giovani, anche sui piccoli, piccolissimi. Ogni tanto li vediamo arrivare nelle caserme. Sì, esattamente. Mediamente nel mese di maggio organizziamo le attività alle caserme aperte in cui li invitiamo lì, ma tendiamo anche con il personale di tutto il distaccamento, che anzi ringrazio perché si prodiga veramente anche fuori dall'orario di servizio per effettuare queste attività, recarsi nei GRES, nei centri estivi, recarsi negli asili, a raccontare il nostro mestiere, ma a dare anche consigli e piccole pillole di sicurezza che oggi mettono un seme, tra 10 anni magari ti ritrovi un bellissimo fiore della sicurezza che ha portato consapevolezza nel ragazzo. Questo è un aspetto. Un altro aspetto invece è l'attività che facciamo nelle case di riposo, in cui cerchiamo di sensibilizzare l'ospite diciamo, seguire determinati comportamenti, evitandone alcuni che invece possono metterlo in pericolo e arrecargli del danno o delle situazioni che poi possono sfuggire di mano, ecco. Perché voi, fra l'altro, il vostro corpo di Vigili del Fuoco è uno dei pochi corpi che interviene in diverse tipologie, perché insomma, i carabinieri sono a un certo punto un po' strada, voi invece davvero avete uno spettro molto ampio di interventi. Sì, appunto la nostra operatività è abbastanza generale, non generica, nel senso che interveniamo su scenari diversi assolutamente, da quelli che possono essere problematiche legate all'incendio, piuttosto che fughe gas, come ovviamente incidenti stradali, ma ad esempio anche il semplice ascensore bloccato con persone all'interno, che può sembrare un intervento di per sé semplice o comunque un intervento che uno dice ma è necessario vigile del fuoco, e beh sì, se la persona all'interno ha determinate patologie o in quel momento non si sente più a suo agio, un semplice bloccaggio di ascensore può essere vissuto come un dramma per il cittadino, e siccome noi prestiamo soccorso al cittadino e solo a lui dobbiamo rendere merito, se il cittadino ha bisogno noi andiamo. Ecco, per concludere con l'estate si scongiura insomma che non ci siano i soliti atti volontari di accensione nelle zone boschive, perché li creano davvero danni imponenti, oltre che rischiosi, ma imponenti anche a livello ambientale. Purtroppo ci sono stati, li abbiamo visti anche l'anno scorso. Qui diciamo che si entra in un campo estremamente ampio e complesso, in cui con la Regione si collabora sempre nell'andare a gestire questi incendi di bosco. Che sono difficili poi da gestire. Sono complessi perché la loro evoluzione, la loro propagazione dipende in maniera importante chiaramente dalle condizioni meteorologiche. Una giornata particolarmente ventosa in un fronte di colle può far crescere l'incendio a velocità esponenziale. L'abbiamo visto 2 o 3 anni fa, adesso non ricordo se 2 o 3 anni fa in Friuli, dove perse anche la vita volontari di protezione civile durante le attività di spegnimento. Sono incendi particolarmente critici. Noi in particolare interveniamo in tutte quelle zone di interfaccia, quindi nel momento in cui proprio dal bosco l'incendio comincia ad avvicinarsi alle abitazioni. Qui si fa fatica a pensare che possa essere spesso una causa di tipo accidentale, però per tutti quei casi in cui la causa è accidentale, l'invito è sempre a evitare di mettersi in una situazione di pericolo, e spesso e volentieri può essere semplicemente fare un barbecue, un picnic in una zona non idonea. Per tutto il resto, utilizzare la macchina magari bollente, metterla magari in una zona. Sì, quello è un evento raro, ma accade. Che accade? Raro, ma può accadere, magari aver fatto 200 km perché devi andare su quel determinato punto e arrivi con la macchina abbastanza importante, parcheggi la macchina nelle prime sterpaglie che vedi, sterpaglie secche, temperatura elevata, motore caldo,
insomma si sta creando un mix perfetto per un principio di incendi. Poi magari non accade, perché le temperature non sono quelle, non c'è l'adeguata ventilazione, eccetera, eccetera, però il caso c'è, il rischio c'è. C'è un periodo in cui dite, ma forse questo periodo è meno, impegnativo durante l'anno, mai? Non abbiamo i festivi, noi non abbiamo il calendario per noi dal primo all'ultimo giorno dell'anno, è tutto blu, non ci sono giorni rossi. È chiaro che non ci sono periodi dell'anno, ci sono periodi del giorno. Tendenzialmente la notte gli interventi calano, fortunatamente, perché se così non fosse sarebbe veramente un bel problema. No, non siamo una località turistica che vive solo di un determinato periodo dell'anno. Penso ad esempio Jesolo magari durante l'estate ha un numero di interventi che è triplo rispetto all'inverno. No, più grosso, certo. Noi più o meno siamo una comunità abbastanza diciamo stagionale, quindi andiamo avanti tutto l'anno con gli stessi ritmi, quindi non c'è proprio un momento dell'anno in cui dici no, adesso stiamo tranquilli. Chiaro che sappiamo che ci sono periodi dell'anno in cui abbiamo determinate casistiche di intervento che crescono rispetto ad altre, e questo ci porta un po' ad essere più preparati, addestrati su quella determinata tipologia di intervento. Prima di chiudere, ritorniamo alla prima domanda. Domani un cambio importante per voi. Che cosa lascia Giuseppe Costa? Costa lascia una grande eredità. Una grande eredità perché il suo operato è stato un operato costante, sono stati 3 anni vissuti a pieno, è stato tutti i giorni presente in comando, se non fisicamente, ma comunque lo è sempre stato, lo ha guidato con fermezza, prendendo decisioni talvolta impopolari all'interno anche della nostra organizzazione, ma che erano rivolte e mirate sempre esclusivamente a un obiettivo, e cito le sue parole, a offrire il miglior soccorso e il servizio più efficace e più efficiente al cittadino, e questo gli si deve rendere merito. E poi la sua, probabilmente a mio avviso, la grandissima capacità che ha avuto è stata quella di far sistema nell'ambito del sistema di protezione civile. Ha esaltato all'estremo quello che è il coordinamento che i vigili del fuoco devono avere con le altre amministrazioni, perché come è giusto, come spesso accade nelle calamità, il cittadino chiama e ha bisogno di aiuto, e quando viene salvato non guarda la divisa che gli ha risolto il problema. Vigili del fuoco, protezione civile, il carabiniere, la polizia, non gli interessa essere salvato. Pertanto non bisogna prendersi il merito di aver fatto, bisogna semplicemente dire: chi prima riesce a fare quel tipo di intervento, chi riesce a dare quel tipo di supporto e soccorso, lo deve fare. Quindi il coordinamento, la capacità di coordinarsi con gli altri enti è un'eredità di cui noi beneficeremo, presumo, per molti anni. Io ti ringrazio davvero per essere stato con noi, è sempre un piacere poi parlare e sperare di dare qualche consiglio in più ai cittadini, visto che siamo proprio ormai a ridosso dell'estate, quindi davvero grazie. Invitiamo poi i cittadini per qualsiasi tipo di problema inerente, anche un consiglio magari forse di chiamare prima di Assolutamente, noi abbiamo il servizio di ricevimento pubblico, potete anche venire in comando per dubbi, perplessità, noi rispondiamo e ci siamo. Ecco, grazie davvero a Francesco Cicello. Noi ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Rieccoci nuovamente in studio, vi presento i 2 sindaci che sono qui con noi, che sono Nicola Collavo, sindaco di Povegliano, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. E Marco Della Pieta, sindaco di Spresiano, che oggi vediamo in giacca e cravatta, buongiorno. Buongiorno a tutti. Già, il fatto di vederla così. No, che l'ultima volta sono venuto con una maglietta e mia mamma mi ha ripreso e quindi oggi sono vestito così per la mamma, che così è contenta. Farà qualche screenshot magari della trasmissione, così è felice, poi la manda alle amiche. Perfetto. Allora, parliamo invece di temi seri. Ondata di maltempo, l'abbiamo visto, una grandinata eccezionale. Siamo ormai abituati, nel senso che purtroppo dovremo anche abituarci maggiormente, perché quest'estate sarà un'estate comunque con questi eventi. Prosegue la conta poi dei danni nella Marca, che è stata appunto colpita. Dobbiamo intervenire sulla rete, ne parleremo con loro, di canali e fossati, afferma il presidente della consulta dei sindaci del consorzio di bonifica. Vediamo il servizio e poi lo commentiamo insieme.
L'estate meteorologica è appena iniziata, ma la Marca trevigiana ha già dovuto fare i conti con la prima ondata di maltempo e mentre sulla fascia pedemontana dopo la grandinata di giovedì si continuano a contare i danni su colture e pannelli fotovoltaici, politica e istituzioni si interrogano sulle mosse da mettere in campo di fronte a fenomeni sempre più estremi. Per il presidente della consulta dei sindaci del consorzio di bonifica Piave non ci sono dubbi, il nodo da sciogliere è infrastrutturale. Sostanzialmente bisogna adeguare le reti con bacini probabilmente di espansione anche per le reti irrigue, tali da poter consentire che queste facciano il doppio effetto, sia il trasporto dell'acqua per le coltivazioni agricole, quindi garantire nei momenti di siccità. Dall'altra parte però anche essere funzionali nel momento in cui ci sono le bombe d'acqua. Serve quindi una nuova pianificazione, fa intendere Fantuzzi, che consenta di modulare la rete irrigua. Allagamenti e siccità si alternano con ritmi ormai insostenibili per le infrastrutture esistenti. Certo, per farlo servono nuove risorse. In Italia spendiamo circa 3 miliardi all'anno per eventi catastrofali, quindi eventi che capitano e quindi soldi che il governo mette a disposizione per la gestione. Ce ne vorrebbero 9 per fare un'azione di prevenzione, 9 miliardi all'anno per poter avere una prevenzione di territori. Risorse non ce ne sono mai abbastanza, è inutile che ce lo giriamo attorno, però ritengo che la questione territoriale e di dissesto idrogeologico oggi sia una delle priorità, sia per gli enti locali, quindi i comuni, ma anche a livello nazionale, quindi penso che queste risorse possano arrivare. Lei è fiducioso? Sì. Sullo sfondo un'estate che si preannuncia ancora più calda del previsto, anche sul fronte delle assicurazioni, dai campi alle auto. Eventi che non sono più eccezionali perché ormai ci stiamo abituando periodicamente ad averli e dicono insomma una corsa adesso alla manutenzione di piante ma non solo, di tutte le reti per evitare insomma che poi quando arrivano questi eventi così importanti possano poi crearsi quegli allagamenti nelle strade. Sindaco, com'è la situazione a Spresiano? Ma, a Spresiano questa volta non è andata benissimo, ma neanche male come a luglio dell'anno scorso, che abbiamo avuto danni estremamente ingenti. E io concordo con quanto detto dal sindaco nel servizio, vanno riprese in mano un po' tutte le manutenzioni. Purtroppo paghiamo una scarsa programmazione, ma non degli ultimi 10 anni, da prima ancora. Non dico che si potesse prevedere un cambio così repentino, ecco, del clima, però comunque io sono dell'idea che se il lavoro viene fatto bene anche col clima favorevole, stai sicuro che quando il clima non lo è più, se il lavoro è fatto bene, ne beneficiamo tutti. Per cui ecco, si tratta, come in tanti altri ambiti, ecco, di aver avuto un po' di programmazione in più, ma si parla di 20 30 anni, no? Fa. Adesso è una corsa alla sistemazione e chiaramente si cerca di fare il possibile, anche noi sindaci facciamo quello che possiamo. È chiaro che si dialoga continuamente con gli enti sovraordinati preposti alla manutenzione e al controllo, però ecco, spesso l'evento è tanto più grande di noi. Poi c'è da dire che negli anni c'è stato anche, non dico un malcostume, ci mancherebbe altro, però un tipo di attività da parte di qualcuno, attenzione non di tutti, che è andato ad occludere quelli che sono i canali di scolo e quindi anche lì quando hai dei canali in meno di scolo è evidente che l'acqua da qualche parte deve andare. Chiudo perché non voglio prendere troppo tempo dicendo anche che magari bisognerebbe cominciare anche con le nuove costruzioni, sia che siano opere pubbliche sia che siano opere private, a cominciare magari anche ad allargare quelle che sono le tubazioni di scarico. Purtroppo oggi con i fenomeni temporaleschi che abbiamo la rete non la supporterebbe nemmeno se fosse manutenuta al 100%, perché i tubi purtroppo sono quelli da 12, mi pare 10-12, e la portata d'acqua non ne consente il deflusso anche se fossero tutti completamente puliti. Per cui ecco, bisognerebbe investire un po' di più. È chiaro che il tubo più grosso costa di più, l'opera è, però
bisogna iniziare a pensare anche al futuro. E Sindaco, rispetto alle piante invece, perché abbiamo visto una pianta, un albero, Sì. non una pianta, un albero è caduto sulla Pontebana, Sì. non parliamo insomma di quello che è accaduto, che è tutt'altra cosa a Venezia, però c'è anche questo tema. Noi abbiamo avuto un albero che è stato sradicato, noi purtroppo soffriamo di un fenomeno chiamato downburst, adesso io non sono un meteorologo e non sono neanche un esperto, però abbiamo praticamente del vento che si incanala in una zona e tira giù tutto quello che trova in quella zona là. È capitato già 2 volte negli anni passati, una volta, se vi ricordate, c'è stato lo scoperchiamento della piscina lì al lago Le Bandie. Quest'anno c'è stato sì un platano che è stato sradicato, un platano sano, quindi non un platano malato, e fortunatamente parlo chiaramente non per i proprietari dell'abitazione sulla quale si è riverso, non è caduto sull'abitazione, è caduto nel giardino di casa, però fortunatamente non è caduto dalla parte della Pontebana. Lì è un problema, noi a Spresiano cerchiamo di mantenere le alberature in Pontebana e ne abbiamo anche la manutenzione, non è sempre facile. Però se vedete adesso da Treviso a Conegliano forse la zona con più alberi in Pontebana è proprio Spresiano. Abbiamo chiaramente dei periti agrari e degli agronomi che ci seguono le piante, noi andiamo a manutenere costantemente quelle che ci vengono segnalate e a potare quelle che dobbiamo potare e ad abbattere quelle che dobbiamo abbattere. In questo caso qua l'albero era sanissimo, è stato proprio sradicato da questa forte folata di vento. Povegliano invece situazione, intanto avete avuto dei danni anche voi, abbiamo sentito anche da voi un albero. Tutto sommato è andato abbastanza bene, è stato abbastanza a macchia di leopardo, alcune zone più colpite, altre meno, in alcuni punti abbiamo avuto anche noi un po' di grandine importante, molto vento, c'è una zona tra Sant'Andrea e Povegliano dove non c'è più un cartello stradale, nel senso che sono stati abbattuti tutti dal vento e proprio in quell'area lì è caduto un albero, anche lì sembrava sano, era un albero privato ed è finito purtroppo in mezzo alla strada, per fortuna sono intervenuti subito polizia locale e vigili del fuoco, per cui la cosa si è risolta nel giro di qualche minuto. Per il resto stiamo aspettando di capire il tema dei danni alle colture. Noi abbiamo un territorio a elevata vocazione agricola e quindi è un po' il tema principale per noi in questo momento. So che i nostri agricoltori stanno facendo un po' la conta dei danni, adesso vedremo, speriamo che non ci siano cose gravi. E poi parliamo appunto di conta dei danni un po', e a livello invece di manutenzione, come diceva anche il sindaco. Allora, sicuramente la manutenzione è essenziale e va potenziata. Noi stiamo facendo la nostra parte, concordo con quello che diceva Marco prima sul fatto della struttura della rete. Noi probabilmente abbiamo non solo i tubi, ma anche proprio i fossi legati a precipitazioni di 20-30 anni fa, come è giusto che sia, nel senso che erano stati costruiti in quel periodo. Probabilmente i fenomeni attuali hanno queste famose bombe d'acqua che scaricano una quantità di acqua importantissima in pochissimo tempo e quindi i canali fanno fatica a fare la loro funzione. Noi abbiamo la fortuna di avere un territorio che a livello proprio di terreno drena molto, per cui mi capita spesso di avere una segnalazione da un cittadino di una strada allagata che nel giro di 20 minuti poi assolutamente si sistema. Il problema è che in quei 20 minuti rischiamo, perché una macchina che passa al fenomeno dell'acquaplaning rischia veramente di creare danni importanti. Ecco, si stanno facendo, dicevamo anche con il sindaco Colau, un po' la conta dei danni adesso. Siamo abituati ormai davvero ad avere questi eventi e poi dover parlare purtroppo di conta dei danni. A Spresiano c'è già un... Guardate, io con le conte dei danni ho un rapporto un po' particolare, nel senso che spesso non è il sindaco che deve rapportarsi con il cittadino in talune situazioni e quindi c'è l'ente sovraordinato che però si interfaccia con il sindaco o il comune per raccogliere in maniera più ordinata quelle che sono le problematiche, ecco, dei cittadini in caso di maltempo. Purtroppo ogni tanto, ecco, si rischia di fare, come si chiamava? Mamma mia, non mi viene in mente. Cetola qualunque, ricordate, no? Il qualunque mente di Cetola qualunque, no? Che allora si sente dire sì, facciamo tutto noi, siamo... In realtà no, noi sindaci siamo assolutamente strumento in questo caso. Purtroppo però cosa succede? Succede che se
adesso io non mi sto scagliando contro la regione, non voglio fare polemica assolutamente, però se qualcuno ci dice bene, fate la conta dei danni e fatevi dare tutto quanto dai cittadini. Noi facciamo la conta dei danni, ci facciamo dare tutto dai cittadini e credimi non è semplice, non è una cosa immediata perché bisogna fare un lavoro ben strutturato. Passano 2 anni e c'è gente che mi scrive ma io non ho ancora sentito nulla. Quindi anche lì bisogna che si crei un progetto strutturato che preveda un incontro tra i sindaci, io non so, volete farlo con le IPA, volete farlo col centro studi, volete farlo con con la provincia. Troviamo una maniera in cui, vero che noi facciamo già dei corsi di protezione civile e assolutamente non è che siamo avulsi da queste cose, però per quanto riguarda la conta dei danni, avere una struttura organica che preveda la raccolta, l'invio e l'eventuale comunicazione al cittadino. Te lo paghiamo perché abbiamo lo stato di emergenza, non te lo paghiamo, hai un'assicurazione, lo paga l'assicurazione del comune. Cioè dovremmo avere un modo ordinato anche per questa cosa qui. Purtroppo, almeno a Spresiano, ci sono persone che già 2 o 3 anni fa hanno subito dei danni e ancora non si vedono riconosciute gli indennizzi. E ripetiamo che non sono eventi purtroppo straordinari, sono sempre più frequenti e quindi si accavallano poi. Diceva Sindaco, insomma, da lei anche dal punto di vista proprio degli agricoltori, che lo abbiamo visto e ne abbiamo anche parlato durante i telegiornali, davvero alcuni agricoltori sono stati messi in ginocchio da questa grandinata. Diciamo che ancora non abbiamo certezza e anzi speriamo che la cosa sia effettivamente più contenuta. Chi aveva le tanti grandine un po' si è salvato, chi non ce l'aveva qualche danno in più l'ha avuto, adesso vediamo un pochettino, però sicuramente sono eventi che rischiano di, come dire, rovinare il lavoro di un anno, per cui veramente sono cose che impattano tantissimo e soprattutto in un territorio a vocazione agricola come Povegliano, ma come un po' tutta la provincia di Treviso, è un aspetto sicuramente, basta pensare alle colline del Prosecco, è un aspetto sicuramente centrale e da valutare. Cambiamo discorso, allora adesso insomma questo è quello, speriamo che non ci siano altri eventi, ma insomma ci stiamo abituando, quindi teniamo le mani alte, io e il sindaco, incrociamo le dita, sì, incrociamo le dita, l'eleganza. No, però guardate, adesso noi ne parliamo con leggerezza a margine, ma credetemi che noi sindaci quando c'è l'evento poi dopo davvero, cioè sono momenti tragici per tutti, ecco. Quindi. Sì, anche perché insomma abbiamo visto non solo, ma anche l'abbiamo visto anche in quest'ultima occasione, insomma, oltre a allagamenti di strade, auto completamente insomma distrutte e ripeto in situazioni di cittadini economiche insomma non facili, per cui insomma non è un aspetto facile, ma purtroppo eventi di cui parleremo, continuiamo a parlare, perché sono detto insomma sono eventi, i cambiamenti climatici l'abbiamo detto più volte, ormai sono all'ordine del giorno e quindi questi eventi purtroppo riaccadranno. Poi ci sono zone che vengono maggiormente prese di mira, colpite rispetto ad altre, invece purtroppo però di questo nessuno può fare niente. Sindaco, parliamoci di zone rosse, perché funziona o non funziona? Giovani, finisce la scuola, inizia l'estate, tornano i giovani, lo ripetiamo tante volte perché dopo sembra, insomma i giovani non tutti sono insomma giovani che creano problemi nei comuni o in città, però insomma ce ne sono alcuni gruppetti che diciamo danno fastidio, l'abbiamo visto anche in questa nostra prima edizione, che danno fastidio in alcune zone, e con la chiusura delle scuole questo fenomeno si accentua. Sindaco, sì. Secondo lei? Allora, mi sembra che si stia un po' esagerando e a volte anche travisando. Sui giovani oppure? No, sulle zone rosse. Ah, sulle zone rosse. No, sui giovani assolutamente. Posso dire che comunque, e lo dico sempre, mi spiace, rischio di essere ripetitivo, ma la stragrande maggioranza dei giovani sono giovani sani, sono giovani belli. Infatti io ho avuto, negli ultimi 2 giorni, ho avuto tornei di calcio, ho avuto belle recite delle scuole, ho avuto tante cose e guardate, il 2 giugno mi è capitato di fare la ricorrenza, no, a Spresiano, e nel discorso ho voluto incentrare
il ragionamento sulla parola Repubblica e sulla parola democrazia, no? Dicendo come sia cambiata la percezione nei giovani di queste due parole, che una volta significavano tutto, no? E adesso probabilmente spesso significano nulla. Allora mi sono un po' così, ho fatto una piccola riflessione dicendo che sì, non bisogna mica dar sempre la colpa ai giovani. Anche noi, no, che viviamo in una società mordi e fuggi, una società in cui devi correre sempre, devi no, puntare al fare sempre di più, talvolta ci dimentichiamo che noi siamo esempio per i più giovani. Io ricordo i miei genitori, i miei nonni, per me erano davvero degli esempi. Oggi rischiamo di non esserlo più noi, quindi dovremmo impegnarsi di più un po' noi ad essere di esempio e i giovani a essere un po' meno superficiali. Sono convinto che se si trova questa strada qua, anche la parte meno inserita, più cacciarosa, no? Che talvolta trascende anche nella parte del reato, diciamo, potrebbe essere recuperata. Quindi sapete che io sono per la repressione quando si esagera, ma sono anche per la prevenzione. È assolutamente importante fare prevenzione. Vero è che ci sono delle situazioni, ma lì non ci sono solamente i giovani, cioè se parliamo di zone rosse si parla di certo. tutte le età, e credo che la zona rossa sia assolutamente necessaria in talune circostanze. È vero anche che però bisogna spiegare bene che il sindaco con la zona rossa c'entra ben poco. Cioè, il sindaco può denunziare quella che è la situazione che non va e poi è il prefetto che prende la decisione sulla zona rossa. Vorrei che questo fosse chiaro, perché molto spesso c'è un po' di confusione su questa cosa qua. Non è il sindaco che decide la zona rossa, il sindaco dice guardate c'è questa problematica qua, il prefetto poi interviene e dice guardate facciamo un'azione un po' più strutturata sulla zona. Anche perché ricordiamo insomma che a Treviso, dove c'è la zona rossa, arrivano insomma giovani di tutti i comuni, non è che ci siano solo trevigiani. Secondo lei invece, sindaco? Ma io sono abbastanza d'accordo con Marco, nel senso che la zona rossa può diventare necessaria quando la situazione va oltre. Dove però bisogna stare molto attenti, deve essere una zona in cui intervengono le forze dell'ordine. Certo. Abbiamo avuto episodi di giustizia fai da te che secondo me vanno assolutamente bloccati, non servono Batman, non c'è nessun pinguino da combattere, per cui è giusto che lavorino le forze dell'ordine che hanno preparazione e mezzi per poterlo fare. Dall'altra parte la prevenzione e la costruzione della nostra società penso sia uno dei compiti importanti di noi sindaci. Noi stiamo lavorando molto e vedo che molti comuni attorno a me lo stanno facendo ed è una cosa positiva sui giovani, sui ragazzi, perché credo che buona parte dei ragazzi abbiano veramente delle belle storie da raccontare e che siano ragazzi sani. È un problema secondo me che coinvolge un po' tutti, coinvolge noi amministratori, coinvolge le parrocchie, le associazioni sportive, le altri tipi di associazioni, e se riuscissimo, come stiamo cercando di fare, a lavorare in rete tutti assieme, sarebbe veramente un lavoro utile e vantaggioso per la comunità, anche perché non credo che, chiamiamolo problema, chiamiamolo tema, il tema sia del sindaco, degli amministratori, è un tema di tutti quanti, per cui se riusciamo a metterci assieme e lavorare assieme per questo, probabilmente riusciremo a sopportare sia i giovani e mi permetto di dire anche le famiglie, che spesso e volentieri si trovano in difficoltà nel dover gestire certe situazioni, quindi dare degli strumenti alle famiglie per poter supportare nella crescita dei figli, secondo me, ma lo dico da papà, cioè io per primo ho sempre detto che con la nascita del primo figlio mi sono sentito subito inadeguato nel fare il papà, perché è un'esperienza nuova e bisogna, come dire, impratichirsi, ed è secondo me il mestiere più difficile che c'è. Per cui col tempo alcune cose, con la crescita dei figli e il numero di figli che aumentavano, le impari, però rimani sempre un po' inadeguato, per cui avere un supporto secondo me è sempre utile, anche perché credo che non investire sui ragazzi sia veramente una forma di tafazzismo, se posso utilizzare un'altra, come dire, citazione pop, che è molto, molto grave. Ecco, ed è per questo insomma comunque che nei comuni si stanno organizzando anche tante iniziative quest'estate proprio per coinvolgere un numero maggiore di famiglie, di giovani, per renderle insomma... Sì, noi stiamo cercando di fare tutto il possibile. Intanto
mi piace l'autocritica nel dire sono inadeguato a fare il padre. A me è capitato in 2 occasioni, non solo, cioè 2 occasioni, le 3 occasioni da padre, quindi quella specifica, ma anche quando sono diventato sindaco. Diciamo che più o meno era quella la sensazione. Ecco, quindi si somigliano molto. No, in ordine appunto ai progetti sì, assolutamente sì, stiamo cercando di fare di tutto e di più per i giovani. E noi abbiamo fatto corsi di DJ, adesso c'è un corso di teatro particolare, facciamo il parkour, facciamo lo skate, adesso ci sarà un centro estivo che il volley e il basket si sono messi assieme, per cui anche sta cosa che collabori tra associazioni che praticano sport diversi. Non siamo ancora arrivati alle gite in catamarano sul Piave, ma adesso ci stiamo lavorando. Però ecco, adesso a parte gli scherzi, io credo che le istituzioni stiano facendo il loro. Stiamo cercando di trovare il modo giusto per dialogare, perché non possiamo neanche noi, quando dico che va cambiata la rotta, va comunque il paradigma non è più quello di 30 anni fa. Non lo dico perché voglio fare il giovane o perché voglio fare quello che assolutamente no, il sindaco figo che parla con i giovani. No, assolutamente no. È l'unico modo per riuscire ad entrare in contatto e per riuscire a creare qualcosa che piaccia anche a loro e che li porti fuori intanto da tutte quelle che sono le brutte strade, ecco, ma anche a mettersi poi in gioco loro stessi per la comunità. Per cui credo che, ecco, lo dico magari alle persone un po' più ancorate al passato, non vedetelo come una cosa, ecco, che fa fare. No, assolutamente, è un modo attuale per cercare di dialogare. Ecco, la stessa domanda la faccio a lei. Poi, sindaco, magari vogliamo dare qualche nome, qualche iniziativa, un calendario di iniziative che vengono fatte a Spresiano e anche a Povegliano. Ok. Quindi dicevamo insomma di coinvolgerli anche in queste iniziative estive. Allora, noi cominceremo con i centri estivi, quelli classici, dove faremo poi per i bambini un po' più piccoli. Settimana prossima, fra 10 giorni ci sarà una 3 giorni culturale in piazza, dove intervalleremo concerti, a spettacoli di magia, a momenti di lettura, un po' per tutte le età, ma anche con un focus sui giovani. Poi stiamo organizzando all'interno di una manifestazione più ampia che si chiama Ragazzi Facciamo Sport, che vuole mettere assieme quella che è lo sport e la disabilità. Abbiamo già fatto 2 incontri e poi la celebrazione finale sarà verso la fine dell'estate con una giornata che celebrerà il tema dello sport con una serie grazie anche all'aiuto di una serie di associazioni sportive. A settembre avremo un momento secondo noi molto importante che è il battesimo civico con la consegna della Costituzione ai ragazzi neodiciottenni. È un momento che diventa un momento anche formale per certificare questo passaggio alla maggiore età e per cercare di far passare non solo lo spirito civico e quindi la Costituzione, ma anche il mettersi al servizio della propria comunità. Lo facciamo insieme a tutte le associazioni del territorio, dando alle associazioni l'opportunità di presentarsi ai ragazzi e spingendo ovviamente in maniera benevola, senza forzare i ragazzi, a provare a collaborare con queste associazioni proprio per renderli partecipi della comunità. Sindaco? È dura rilanciare qua, però ovviamente no. Allora noi assolutamente ci sono tutti i centri estivi, noi avevamo fatto il centro estivo, quello comunale, solo dopo il Covid per andare incontro alle famiglie, poi in realtà ci siamo tirati indietro perché abbiamo varie associazioni che li fanno e le parrocchie, quindi non vogliamo andare in contrasto con nessuno, fanno benissimo il loro lavoro, per cui quelli a livello di centri estivi lo facciamo con le associazioni. Poi però abbiamo tutta la serie dell'estiva in comune, in cui la parte giovani ha sicuramente un ruolo fondamentale, quindi ci sarà sia per i bambini che per i ragazzi, ci saranno proiezioni di film piuttosto che interazioni diciamo concrete. Poi avremo tutte le sagre, i ragazzi sono fondamentali perché tra il servire in tavola, tra il fare, e sono momenti aggregativi meravigliosi. Adesso avremo anche la sagra dei Calessani il 4 di luglio, adesso abbiamo il Palio delle Contrade a Visnadello la prossima settimana, adesso c'è già la festa dell'oratorio a Visnadello, ci sarà il Palio di Lovadina la settimana successiva a quella di Visnadello, insomma abbiamo un bel programma. Però, visto che me l'hai chiesto, adesso leggo, adesso la novità che ci sarà dal 9 al 13 giugno, mi tolgo gli occhiali perché sto invecchiando, si chiama Chuck and Action
ed è un'esperienza pratica audiovisiva per ragazzi dagli 11 ai 13 anni. Dal 9 al 13 giugno 2025, tutti i giorni, dalle 15:30 alle 18, il giovedì anche la mattina alle 9 alle 12, presso la biblioteca Aspresiano. Hai mai sognato di recitare in un film, di stare dietro la macchina da presa, di essere tu a decidere luci, suoni, scene e montaggio? Di solito guardi il film, ora sei tu a scriverlo, girarlo e viverlo. Quindi faranno un film e poi dopo lo proietteremo. Bellissimo, e noi bella siamo contenti perché potremo anche far vedere... Recitare? No, recitare no, ma farlo vedere magari una volta terminato, volentierissimo così. Volentieri, Bello, grazie, prendo molto, al volo la assolutamente, molto bello. Io ringrazio, siamo arrivati al termine, ringrazio Nicola Collavo per essere stato con noi, insomma speriamo poi di averlo ancora qua con noi, Marco Della Pietra, sindaco Espresiano. Grazie a tutti. Insomma, l'appuntamento per la prima edizione è sempre per domani, sempre stessa ora alle 12. Ringrazio Simone Merlo e Marco Gagliazzo per averci seguito fin qui in regia. Grazie a tutti voi, l'appuntamento è per domani, grazie e arrivederci.